Siamo con Pierluigi Ruggero, direttore della Banca d'Italia, sede di Venezia. Oggi all'interno del convegno molti i focus, in particolare anche l'andamento demografico, specie in questo territorio. Qual è un po' l'andamento e soprattutto quali commenti anche fare in merito a questo? Allora, quest'anno noi abbiamo focalizzato il problema dell'invecchiamento e delle dinamiche demografiche perché rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo del tessuto economico del territorio. Abbiamo mappato il Veneto in modo tale da capire quali sono le zone dove questo fenomeno si avverte in modo particolare. Il Rodigino è una di queste aree e quindi il messaggio che vogliamo lanciare è che per lo sviluppo del territorio è necessario sia l'adozione di politiche volte nel medio termine a invertire la tendenza e anche attraverso l'innovazione e lo sviluppo delle imprese cercare anche di aumentare la popolazione di lavoratrici femminile perché è un'altra chiave per la crescita. Prevenzione e gestione della crisi d'impresa, uno dei focus del convegno che si svolge oggi in Camera di Commercio Venezia Rovigo. Siamo con il presidente Massimo Zanon della Camera di Commercio. Qual è un po' il focus di oggi, soprattutto perché è importante prevenire prima di arrivare purtroppo a una crisi d'impresa anche nel nostro territorio? Perché è evidente, essendo la casa delle imprese, la Camera di Commercio ha piacere che ci sia la continuità e non che ci sia la cessazione del rapporto. Dall'altra parte ci sono posti di lavoro, ci sono famiglie, ci sono situazioni che diventerebbero degradanti che è meglio evitare. Quindi in qualche modo è un aprire ai momenti difficili un mondo che finora magari non si sapeva che era disponibile, che tra l'altro nasce da leggi dello Stato, nasce dalla volontà di essere e di evitare fallimenti che poi portano anche a situazioni di grande difficoltà. Da questo punto di vista, quindi, le Camere di Commercio, la nostra come tutte le altre, sono a disposizione per cercare di fronte a degli momenti d'allarme di dare delle risposte, dare delle soluzioni, approfittando di norme che sono norme a tutela di tutti e non certamente di interessi privati. Il workshop prevede anche una partecipazione corale, in particolare dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ma anche della Banca d'Italia. Qual è la situazione nel Rodigino? In generale i numeri non sono certamente allarmanti, però bisogna sempre evitare di lasciare che le cose non vengano in qualche modo portate a conoscenza per le ipotesi che sono comunque quelle che nessuno conosce a livello personale della singola azienda. I numeri finora non sono così difficili da accettare, però vorremmo che fossero più vicino allo zero piuttosto che, anche se piccole percentuali, sono meno del 2% le imprese che hanno dovuto ricorrere a questo strumento a livello veneto e non è comunque la regione più ricca d'Italia dal punto di vista dei numeri negativi, però non è una gara tra chi è più sfortunato, è la volontà di mettere insieme il sistema paese, perché evitando una crisi di impresa e quindi la sua chiusura si ha la forza di immaginare che il paese non guarda solo all'obiettivo del singolo, ma cerca a una comunità che abbia un modo di convivere, sia per quanto riguarda il sociale, sia per quanto riguarda il fatto economico. Banca d'Italia oggi è presente proprio perché c'è questa sensibilità che, oltre ad essere un istituto visto a tutela di tutto il mondo del credito, è anche un modo per dare forza perché le cose vadano fatte sempre con riga bella dritta e non certamente prendendosi dal panico.